conclusione di questo incontro. Il tramezzino, la nascita del tramezzino si contende, Mestre se la contende con Torino. In un caffè del centro di Torino, dovrei vedere il nome ma non ha sta gran importanza, venne inventato una sorta di toast freddo che viene spacciato per tramezzino. Però il tramezzino reale viene introdotto a Mestre in via Allegri alla rosticceria Canton, mi pare, no? Di ricordare, e proprio perché il primo abbinamento è di due fette di pane sostanzialmente tagliato sottile e imbottito di insalata russa. Questo è stato il primo tramezzino ed è nato proprio in quella rosticceria di via Allegri che a un certo punto venne chiusa e adesso ospita una profumeria. Erano molto buone anche le mozzarelle in carrozza e meno, e ripeto, il tramezzino sostanzialmente è di matrice mestrina ed è stato proprio praticamente nato a Mestre, città del tramezzino. L'altra cosa era? Era lo zampirone. Ah sì, bello zampirone. Ecco, qui vado sul familiare. Mio nonno, Francesco Liziato, e lo cito anche nel libro, era anche amministratore di una società zinnica di Mestre. Mio nonno lavorava alla Zampironi come contabile. Si narra in famiglia, questo non l'ho scritto nel libro perché non ho testimonianze ufficiali, poi magari qualcuno della famiglia Zampironi dice non è così. Si narrava in casa che mio nonno, in quanto contabile, partecipasse a questa riunione, cioè una volta trovato questo oggetto che serviva ad allontanare le zanzare, questo zampirone sostanzialmente, la necessità di dargli un nome. E c'era questa riunione e sembra, così si raccontava in famiglia, che fosse stato mio nonno Francesco Liziato a dire ma come volete chiamarlo? Chiamatelo Zampirone, da Zampirone Zampirone, e fu approvato e da lì fu il nome.